Sono appena arrivate notizie bomba dal Napoli. E noi torniamo con un altro emozionante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e rilevanti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante argomento, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per non perdervi nessuna novità. Oggi abbiamo un argomento che sta generando grandi aspettative sul futuro del nostro club. Qualcosa di straordinario sta nascendo dietro le quinte del Napoli. Il Napoli è ancora interessato al centravanti del Bayer Leverkusen Jonathan Tah, ma deve affrontare una forte concorrenza. Con il contratto in scadenza il prossimo giugno, il giocatore tedesco non è solo nel mirino del Napoli, ma anche di grandi club come Juventus, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e alcune squadre di Premier League. Il valore di mercato stimato per un trasferimento a gennaio è di circa 10 milioni di euro e la Juventus sarebbe disposta a tentare una trattativa creativa, con prestito e opzione di acquisto, visti i vincoli di bilancio. Nonostante le sfide e l'elevata concorrenza, il Napoli è attento e monitora con attenzione la situazione di Tah, consapevole che il suo ingaggio potrebbe portare un importante rinforzo alla difesa e consolidare ulteriormente la squadra nella corsa al titolo. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi del Napoli. Pensate che la società debba insistere per ingaggiare Jonathan Tah, nonostante la forte concorrenza? Sarebbe il difensore ideale per rinforzare la difesa del Napoli? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi per rimanere aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli.